Siamo a Bagnari Arsa, precisamente in via della Villa 55, esattamente dove è accaduto l'incidente di questa notte, nella frazione di Castions delle Mura, al Civico 55. Una vettura si è schiantata contro il loro muretto, un impatto violentissimo che ha provocato la morte sul colpo del guidatore, un uomo colombiano residente a Palmanova di 36 anni che purtroppo non ce l'ha fatta. Un rumore assordante, un incidente drammatico. A perdere la vita è stato un uomo di 36 anni colombiano, Nuvar Kala. Vani i tentativi dei sanitari della Sores di rianimarlo. Con lui anche un'altra persona coinvolta, un altro cittadino colombiano di 32 anni che è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Udine, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto pochi istanti prima della mezzanotte tra il 18 e il 19 dicembre a Bagnari Arsa. Al momento tutte le ipotesi sono ancora al vaglio dei carabinieri, ma sembra si sia trattata di una fuoriuscita autonoma. Sono però ancora da stabilire le cause. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Un incidente, come detto, drammatico che fortunatamente, visto l'orario, non ha coinvolto altre persone. Resta solo la tragedia e il muro dell'abitazione distrutto, con i proprietari che adesso si armeranno di tanta pazienza e lo ricostruiranno, consapevoli però che questo danno nulla è in confronto alla vita di una persona. No, ero fuori a cena con amici e sono stato chiamato da moglie per dirmi che avevamo una macchina, un'auto nel mezzo del giardino e quindi sono corso subito a casa. Sì, dormiva con la bimba, si sono svegliate di soprassalto. Un rumore immagino fortissimo. Sì, fortissimo, pensavamo fosse come fuochi d'artificio, ma il tuono era talmente grande che si sono svegliate, così anche tutti i vicini. Sono corso a casa e qui c'era pieno di ambulanze, polizia, e non è bello vedere per tutte queste scene. E comunque sì, una grande paura. Per fortuna la bimba l'ha presa bene, è andata già a scuola, aveva voglia di fare la recita di Natale, però vabbè, la vite vago di più del materiale, di quello del muretto, del coso del muretto, quindi